Abbiamo seguito la semifinale, la stracittadina Inter-Milan nell'Inter Club di Favara, una gioia immensa per tutti i tifosi che vanno a Istanbul, un ritorno alla grande dei colori nerazzurri. Presidente. È stata sicuramente una situazione inaspettata, perché ai sorteggi della Champions League sicuramente nessuno ci avrebbe dato e ci avrebbe puntato un euro sulla questione che saremmo arrivati in finale, ma è stato bellissimo, abbiamo fatto un percorso spettacolare, i ragazzi veramente hanno meritato questa finale. Adesso andrà come andrà, non so domani sera chi passa dall'altra parte, sarà veramente uno spettacolo, perché sono due squadre, il Real e il City, che sono veramente impressionanti come gioco e come tecnica. Però torno a ripetere, un obiettivo insperato che ci rende veramente felici di essere interisti, e sicuramente avremo ancora la possibilità di dire: attenzione, nessuno ci dava per vinti anche nel 2010, aspettiamo. Oltre alla grande stagione che abbiamo fatto alla Pravara, era legato il risultato dell'Inter alla stagione del Pravara, cosa che dicevo sempre con Pasquale Capodici, e oggi finalmente dopo 13 anni gustiamo nuovamente la finale a Istanbul, di cui io e il Presidente, e penso la gran parte di noi, saremo presenti. Un pezzo di Favara sarà a Istanbul. Devo soltanto dire che l'Inter stasera ha letteralmente dominato la partita e mi dispiace per gli amici milanisti, ma non c'è stata veramente partita. Non avrei scommesso come il Presidente neanche un centesimo per la finale dell'Inter, anche se oggi tutti i maggiori allenatori europei ci danno come la squadra migliore attualmente, come gioco la squadra migliore d'Europa, quindi sono fiducioso anche per la finale, chiunque sia il Real sia il City, vinceremo!